Sapere cosa ha attraversato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita. È stato questo l'aspetto più doloroso di una giornata passata a pochi metri dall'assassino di Giulia. Gino Cecchettin usa poche parole ma precise ai giornalisti che gli domandano dell'atteggiamento di Filippo Turetta, che non lo ha mai guardato negli occhi. Risponde lapidario: chiedete a lui. Lo guardavo quando parlava. Non è questo il punto del processo, il punto è che abbiamo capito chi è Filippo Turetta, infatti adesso il suo avvocato vuole capirne di più. Per me è chiarissimo, quello che emerge oggi è che la vita del prossimo è una cosa sacra e non bisogna entrare nel merito della vita degli altri, bisogna rispettarla. Questo l'abbiamo capito. Beh, faccia le sue considerazioni, insomma, l'ha dichiarato lui stesso. Gino lascia Palazzo di Giustizia verso le 13:30, prima dell'interrogatorio da parte della difesa. Con lui ci sono gli zii di Giulia, Alessio e Andrea, la nonna Carla. Non ci sono i figli, Davide e Elena. Quest'ultima via social ammette di non farcela. Devo tutelare la mia salute da 11 mesi. Ho gli incubi, confida. Non ci sono i genitori di Filippo Turetta, un'assenza che nessuno giudica. Gino, che è un gigante da un punto di vista della dignità umana, ha avuto anche sempre parole molto garbate e pensieri da gigante verso questi genitori. Quindi per noi il problema dei genitori non esiste, perché l'imputato è Turetta e non i genitori. Resta Gino con la sua dignità che con una semplice parola, ricordando Giulia, dice tutto. È il mio amore, cosa posso dire?